Benvenuti al nuovo podcast denominato Cronache di Archeologia con il vostro host Alessandro Azzeni. Allora, in questa prima puntata di Cronache di Archeologia ho pensato di portarvi insieme a me in un viaggio ambientato nella Sardegna di 3500 anni fa. Questo podcast nasce, tuttavia bisogna informarvi, da un paio di fonti di ispirazione quasi obbligate. Da un lato i podcast di Alessandro Barbero, dall'altro i podcast del bravissimo Storie di Geopolitica di Nova Lezione. Fondamentalmente l'idea è nata dalle discussioni con alcuni colleghi mentre sul nostro luogo di lavoro siamo impegnati in attività noiose e ripetitive che non richiedono l'ausilio delle orecchie. E quindi, ascoltando alcuni podcast mentre facciamo il nostro banale lavoro, ho pensato di aggiungerne un altro. Uno magari dedicato unicamente agli archeologi, agli storici e agli appassionati del mondo antico. Che sia rievocazione storica, scherma storica, addirittura archeologia pura e semplice, non importa. Questo podcast è dedicato a voi. Torniamo però all'argomento principale, i fori pontai dei nuraghes. Fondamentalmente l'idea nasce da un articolo scritto ormai decine di anni fa dall'archeologo di Nuoro Giacobbe Manca. Giacobbe Manca nel 1995 scrisse un articolo dedicato a questi fori pontai dei nuraghi. E in seguito, in un documentario del 1997, scritto da Giacobbe Manca e diretto da Ignazio Figus, mostrò più nel dettaglio questi fori che si osservano in diversi nuraghi. Allora, il quesito è semplice. A cosa servivano questi fori? Questi fori, sembrerà banale specificarlo, sono né più né meno che quelle cosiddette buche pontaie che si osservano ad esempio in palazzi rinascimentali o medievali, o comunque dell'antichità. Cioè sono quei fori di riscontro per quei pali, per quelle travi, che sostenevano poi pavimenti, soppalchi o addirittura scale. Quindi quando noi osserviamo queste torri in pietra che hanno più di 3500 anni e ritorniamo indietro come cronologia all'età del bronzo, più nello specifico all'età del bronzo medio, dobbiamo immaginare quello che vediamo oggi come lo scheletro di un passato glorioso, le vestigia di una struttura che era realizzata anche in legno. D'altronde sappiamo bene che queste strutture erano dotate di un soppalco ligneo in alcuni casi e più generalmente di un terrazzino, di una parte molto in alto che agiva come balaustra tutto intorno alla parte più elevata, al terrazzo, sostenuto a sua volta dai cosiddetti mensoloni, o meglio reggimensole, a cui magari dedicheremo un'altra puntata di questo podcast. Ma torniamo ai famosi fori pontai. La discussione che nacque dalle osservazioni di Giacobbe Manca fu, incentrata sulla possibilità che effettivamente questi fori alloggiassero delle travi in legno. Uno dei principali oppositori di questa teoria fu l'architetto Frank Hollander, che spese diverse parole per contrastare l'idea proposta dal Manca. Frank Hollander scrisse diverse pagine dedicate a questo tema,
sostenendo che fosse impossibile che in tali fori fossero alloggiate delle travi capaci di sostenere il peso di lavoratori che nel mentre spostavano materiali da costruzione. Diciamo che su questa diatriba si inserirono due giovani appassionati, cioè il sottoscritto e l'amico Sandro Garau. Al tempo non ancora archeologo, ma appassionato di archeologia, mi dedicai insieme all'amico allo studio di questa tematica e insieme girammo diversi monumenti, più di una decina, e diciamo che le nostre puntate furono abbastanza mirate, perché già durante i nostri giri, i nostri censimenti, avevamo visto diversi di questi monumenti dotati di questi fori, che ai più vengono, interpretati come i fori che servono alla scala interna del nuraghe, i fori insomma che danno la luce, che servono ad arieggiare, che permettono di vedere nell'oscurità altrimenti totale dell'interno di queste torri di pietra. Ma la nostra prima osservazione fu che spesso questi fori erano posti in posizione diametralmente opposta rispetto allo sviluppo della scala elicoidale interna, perché dovete saperlo, i nuraghi non sono delle semplici torri di pietra piene, possiedono un corridoio d'ingresso, delle nicchie, anche di corridoio, e una sala. In questa sala possono essere o meno presenti delle nicchie. Talvolta sono presenti addirittura delle scale che portano ai cosiddetti mezzanini, degli ambienti intermedi abbastanza nascosti. In altri esempi esistono addirittura delle scale che partono da dentro la camera. Pensate al famoso Sunuragi di Barumini. La scala è a una certa altezza all'interno della camera principale, voltata ad ogiva. Esistono poi i casi più eclatanti dove la scala parte niente meno che dal corridoio, uno degli atti, costruttivi più importanti di questa civiltà che costruì e che è diventata famosa appunto per aver realizzato queste torri. Quindi immaginatevi osservare questi fori all'esterno del paramento del nuraghe e intuire che non siano semplici fori di areazione, ma che siano fori dedicati a qualcos'altro. Allora, la curiosità spinge l'uomo alla conoscenza e questi due appassionati iniziarono a fotografare questi monumenti, a disegnarli, a scrivere le misure che, separavano un foro dall'altro, a che altezza erano da terra e, nei casi in cui fu possibile osservarlo, anche fotografarne l'interno, in particolare i fori più in basso. Ma da questa serie di osservazioni non scaturì un semplice documento video o fotografico. I due autori scrissero un articolo comparso poi nelle pagine della rivista Sardegna Antica. Si chiamava Fori pontai dei nuraghes e paramenti murari, perché da questa ricerca scaturì anche un'altra ricerca, ovvero l'evidenza che i paramenti dei nuraghi erano tra loro, interlacciati da alcuni conci molto lunghi, di ben 2,5 metri di lunghezza, pensate. E quindi arriviamo all'evidenza principale, cioè qual era la funzione di questi fori pontai? La loro funzione, come aveva sostenuto il Manca, era quella di alloggiare delle travi anche di dimensioni rilevanti. Pensate, alcuni di questi hanno addirittura 40 cm di altezza,
Servivano quindi per alloggiare queste travi, ma non solo. Queste travi non erano poste in maniera disordinata nel paramento esterno della torre. Seguono un ordine, perché tuttora lo potete riscontrare di persona, recandovi ad esempio nei nuraghi Lure, Lighei di Sedilo o il più famoso Corbos di Silanus. Ma ve ne sono anche altri come Ortei di Paulilatino o addirittura il Nieddu di Codrongianos. Pensate anche al nuraghe Sucurronis di Macomer e la lista potrebbe in realtà continuare ancora lungamente. È interessante notare che in tutti questi casi si sta parlando di nuraghi realizzati in basalto, in un'area geografica abbastanza localizzata, che è quella dell'altopiano del Marghine e dell'altopiano di Abbasanta, Paulilatino, Ghilarza. Insomma, questi plateau basaltici che si estendono per diversi chilometri, che hanno ovviamente contribuito come materiale da cavare per realizzare questi nuraghi, e forse per la loro stessa natura, come dire per le proprietà dei conci in basalto, sono stati scelti per operare con questo metodo costruttivo. Perché l'idea è quella che i fuoripontai servissero non solo come dire dei pali posti orizzontalmente nella muratura per ad esempio sollevare dei conci, ma erano posti in maniera spiraliforme attorno o comunque risalendo il nuraghe dal basso verso l'alto nel punto opposto rispetto alla scala interna, anch'essa spiraliforme, permettendo così di unire il piano terra esterno all'ingresso della cosiddetta porta finestra che portava alla camera del primo piano. In diversi di questi nuraghi, penso ad esempio anche al nuraghe Santa Barbara di Sindia, si vede proprio come i fori si esauriscano in prossimità dell'ingresso rialzato della cosiddetta porta finestra. E allora qua vi sono due idee. La prima è che questa rampa lignea costruita esternamente sulla muratura esterna del nuraghe servisse per la sua costruzione, per la sua rifinitura, per portare i materiali ai piani superiori, oppure la seconda, ovvero che questa rampa servisse ad una maggiore fruizione del monumento, permettendo non solo l'ingresso, immaginiamo, da dentro il corridoio, ma anche dall'esterno. Era così possibile raggiungere la camera al piano superiore da due accessi ben distinti, uno chiuso all'interno della torre e uno esterno. Però non mi soffermerò molto sulla possibile interpretazione della finalità per cui questa rampa venne realizzata, ma solo sull'evidenza, cioè che questa rampa esisteva realmente. E sulla base di cosa possiamo dirlo? Beh, sulla base di quelle famose misure che abbiamo detto precedentemente e che avevamo riportato a suo tempo in quest'articolo. Queste misure ci raccontano addirittura della distanza tra cui le travi sono poste, che l'ANER addirittura sosteneva fossero a 4 metri di distanza. In realtà sono poste addirittura a 3 metri e lui scriveva fosse impossibile che tale rampa fosse realizzata con degli spazi così ampi. La verità è che non solo le dimensioni delle travi coincidono perfettamente con quanto lui diceva che fosse necessario avere, ma la distanza fra trave e trave è addirittura inferiore rispetto a quanto lui scriveva. Quindi questa rampa era perfettamente in grado di sostenere anche pesi elevati, come ad esempio materiale da costruzione da portare in cima alla torre. E diciamo che qua
si esaurisce la discussione, perché effettivamente è provato che questa rampa lignea portasse in cima alla torre e fosse in grado di sostenere anche dei carichi elevati. Non fosse per un'ultima evidenza. In alcuni di questi casi, come ad esempio il nuraghe Ortei di Paolo il Latino, ma anche il Lighei, ma addirittura il Niedu di Codrongianus, mostrano come alcuni di questi fori siano stati chiusi in maniera più o meno mimetica. Vuol dire che laddove questi tappi di materiale litico non hanno resistito alle ingiurie del tempo, evidentemente gli antichi costruttori volevano, come dire, mimetizzarli nel perfetto paramento esterno della torre. Forse per una questione estetica, forse per una questione anche igienica, perché in diversi di questi monumenti si vede come poi i volatili hanno fatto il nido in tali fori, perché sono appunto fori ciechi, quindi non vi è il rischio che degli animali come delle volpi o degli altri predatori possano entrare nel nido e rubare o le uova o i piccoli. E infatti queste torri hanno preso il nome di volatili. Pensate al nuraghe Corbos, ma anche al nuraghe Columbos. Sono tutti nomi corvi e colombi di volatili. E si osserva addirittura, si capisce addirittura, quando il nuraghe presenta dei fori pontai, perché spesso si osservano le deiezioni biancastre sui paramenti esterni che partono, proprio tali deiezioni, dai fori dei fori pontai. E quindi rimane un'ultima perplessità. Tali fori venivano mascherati accuratamente? Ci troviamo in alcuni casi di fronte a restauri già antichi, a restauri più recenti, magari che non sono stati riportati in adeguati studi o report, o ci troviamo di fronte a quei casi in cui magari il trave di legno veniva tagliato oppure veniva lasciato intero e quindi marciva, e poi il vuoto, come dire, rimaneva in virtù dell'antica posizione di queste travi. Questo non lo sapremo mai. È sicuro che il fatto che esistano tali fori ci fa capire non solo come alcuni tipi di nuraghi potessero essere costruiti, ma ci fa anche capire che la carpenteria lignea era qualcosa di veramente consistente in queste strutture. Veniva adoperata ampiamente sia in fase costruttiva che nella fase di vita della torre. Probabilmente quando noi leggiamo nei report, negli studi palinologici, quindi dei pollini che sono stati trovati nelle fasi cronologiche di costruzione di queste torri, e vediamo che il polline di specie boschise come la quercia declina improvvisamente durante il Bronzo Medio, capiamo bene che questo sì è stato fatto probabilmente per fare spazio alla coltivazione del grano e di altre piante o comunque piante erbacee che procuravano effettivamente del cibo a questa popolazione, ma probabilmente il taglio dei boschi fu soprattutto necessario in primis per la costruzione di questi monumenti, anche semplicemente per la costruzione di slitte, di altri materiali, legni, che vengono adoperati quotidianamente in qualsiasi cantiere. Chi avrà esperienza di cantieri, non soltanto archeologici, ma puramente edili, avrà visto la quantità ancora abbondante di legname di cui si fa uso in tempi odierni. Si fa uso di legname per fare le strutture utili alla sicurezza, si fa uso di legname per tenere in posizione ad esempio tubi, fare piccole rampe ad esempio per le carriole e via elencando. Quindi non è strano
immaginare questa struttura mentre veniva costruita facendo abbondante uso di legname. E così vorrei, spezzare una lancia per chi per primo ebbe questa intuizione e anche per chi si accodò alla ricerca, proponendo però interessanti novità. Queste novità, forse la principale, è quella che menzionavo prima, dell'esistenza di conci che concatenavano e concatenano tutt'oggi i paramenti murari dei nuraghi. Quando leggiamo come sono realizzati i nuraghi, noi vediamo solitamente uno schema molto semplice, in cui vengono dipinti due gusci, uno interno, la camera, la volta nuragica, e uno esterno, la forma tronco-conica della torre. Nella realtà, questo disegno estremamente schematico è abbastanza sbagliato. Perché? Anzitutto, i muri nuragici sono sempre composti da due conci, un concio interno e uno esterno, e quindi già di per sé la volta nuragica è formata da due conci, non da un unico filare di pietre, diciamo. Non solo, il paramento esterno della torre è formato anch'esso da due conci. E se in questa formula aggiungiamo anche la presenza della scala interna, la scala di corridoio, otterremo che la scala è dotata di un concio interno e di uno esterno, e quindi quest'idea del doppio guscio capirete che è fondamentalmente sbagliata, anche perché l'evidenza di fori pontai ha dimostrato, numero uno, che i fori erano realizzati contestualmente alla costruzione, non sono stati costruiti in seguito alla completezza della torre, ma sono stati costruiti man mano, ovvero man mano che l'edificazione della torre saliva. Numero 2, si vede chiaramente come alcuni di questi conci sono stati adattati dall'inizio per alloggiare le travi. Pensiamo ad esempio ad alcuni conci dei nuraghi Lure e Lighei, che presentano una sorta di incisione a forma di L in uno degli angoli del concio che poi va ad alloggiarsi, in cui poi va ad alloggiarsi il trave. Ma la scoperta nella scoperta è che il concio di base su cui si appoggia superiormente il trave non è un semplice concio, diciamo di 1 metro di lunghezza. Sono conci a forma di parallelepipedo, quindi una sorta di rettangolo molto allungato, ovviamente tridimensionale, quindi un parallelepipedo, che si sviluppano all'interno del paramento murario, pensate, per lunghezze addirittura di 2,50 m. Stiamo parlando quindi di una congiunzione tra il muro esterno, in cui si affaccia il concio, e il muro addirittura di camera. Quindi il concio che vediamo dentro la camera ha la propria coda, cioè la parte posteriore di questo concio, che va a toccare, pensate, la fine di questo enorme masso che poi è il sostegno per la trave in cui, che è inserita nel foro pontaio. Questo non solo ci dice com'era formato il foro pontaio e quindi come sosteneva la struttura queste travi di legno di dimensioni imponenti, ma ci racconta anche di un qualcosa che noi, in data odierna, senza scansionare a raggi X il nuraghe, non possiamo vedere. Questa è letteralmente una finestra dentro questo corpo che è il nuraghe, che è la torre, che ai nostri occhi è occultato. Non potremo mai vedere, se non in alcuni casi, di torri tagliate a metà, crollate o ruderali o in stato di rudere,
in cui a volte è possibile vedere alcuni di questi conci. Questi conci probabilmente, che vanno ad unire i due paramenti, sono presenti in moltissime torri e solo grazie all'evidenza dei fori pontai è stato possibile vedere e venire a conoscenza dell'esistenza di questi conci cosiddetti di concatenazione. Sarebbe oltremodo interessante continuare a esplorare l'architettura nuragica in una serie magari di puntate dedicate, però il tempo è tiranno e purtroppo io devo salutarvi. Nel caso in cui siate interessati a leggere direttamente lo studio dedicato ai fori pontai, ricordatevi di cercarlo su Google. È pubblicato su accademia.edu e si chiama I fori pontai e i paramenti dei nuraghes di Alessandro Azzeni e Sandro Garau e venne pubblicato sulla rivista Sardegna Antica. Trovate tutto disponibile su Google, oltre a un vecchio filmato realizzato dal sottoscritto in cui viene mostrato il modello del nuraghe Corbos di Silanus con la ricostruzione della possibile rampa lignea realizzata tutta intorno al nuraghe. Spero che questa prima puntata di Cronache di Archeologia vi sia piaciuta e con l'invito di ritrovarci su questo canale vi auguro una buona serata.